Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, vedete che alcune volte mi contattano persone per chiedere un giro di sibille o un giro di pendolino per vedere se magari si sono fatti fare da qualcuno, qualche esoterista esotico, no, qualche lavoro di magia, e mi chiedono come entrare, oppure vorrebbero farselo fare e mi chiedono come entrare. Allora il vostro Marietto Veneziano subito prende il lavoro alla lettera, fa un giro in sibille e vi dà una risposta. Comunque, cari amici, prima di iniziare questo bellissimo giro di sibille interattive dove voi potete scegliere 1, 2 o 3 mazzetti, no? Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Degade Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera su Telegram teniamo un percorso esoterico dove possono entrare tutti in modo gratuito senza spendere niente e seguirci. Eventualmente, anche se vi scappa un super like, è ben accetto. Bene, adesso facciamo un bel giro di sibille per vedere se questo lavoro che state facendo con il vostro esoterista di fiducia sta funzionando, funzionerà, oppure se il lavoro che intendete fare funzionerà. Quindi però vi ripeto, è un giro di sibille, come si suol dire, a largo spettro, non specifico, non è da agida salomonica, non sono riti propiziatori, è in grande visione, cioè nel senso che dovete prenderlo con le pinze il risultato, però per darvi un'indicazione. Quindi noi faremo 1, 2, 3, cioè un mazzetto, 2 mazzetti, 3 mazzetti, e da questi 3 mazzetti vediamo cosa ci rispondono i sibille chiacchierini in rapporto al nostro lavoro di esoterismo che stiamo facendo o vogliamo fare per il nostro lui o la nostra lei. Si intende sempre per questioni di cuore. Bene, incominciamo a mischiare le nostre sibille chiacchierine e vediamo praticamente cosa salta fuori da questa lettura veloce. Vi ricordo che fra un poco il vostro Marietto Veneziano entrerà anche lui con le live, molto probabilmente su Facebook. Farò al mercoledì sera alle 20:30 un incontro di live di sibille chiacchierine, ma molto probabilmente col pendolino. Sarò più orientato col pendolino, alcuni consigli di radionica, radioestesia. Bene. Primo mazzetto, secondo mazzetto, terzo mazzetto. Bene, vedete, abbiamo 3 mazzetti delle nostre sibille chiacchierine, mettiamoli in favore di camera, scegliete mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3, eventualmente fermate anche la cam, rilassatevi, stendetevi, sedetevi, respirate profondamente, scegliete o mazzetto numero 1 o mazzetto numero 2 o mazzetto numero 3 per le sibille chiacchierine. Bene, togliamo le prime 2 e vediamo sempre la domanda: il lavoro di esoterismo, di magia che sto facendo per lui, come andrà? Amica, amore, domestico, leggerezza e pensiero. Mettiamoli bene a favore di camera. Bene, allora ripeto, amica, amore, domestico, leggerezza e pensiero. Beh, cosa dire? Subito si parte con armonia e amore, poi vediamo il domestico, che vicino ad amore è sempre in aiuto. Sarà una cosa, come si suol dire, molto molto imprudente, e molto, vedete, la leggerezza, e ci porterà però un colpo di genialità. Quindi io direi con amore e genialità, e il domestico ci dà una mano, anche se sembra un colpo avventato, un'operazione magica molto potente fatta con imprudenza, però vediamo che sarà un colpo geniale. Quindi la nostra amica che ci ha consigliato quell'esoterista o quella esoterista vi ha dato un colpo di genio, molto probabilmente poi, vedete, amore andrà a buon fine. Quindi direi che chi ha scelto il mazzetto numero 1 ha scelto l'esoterista top, è andato bene, quindi buono. Se voi intendete fare qualcosa di esoterismo per il vostro la vostra compagna, il vostro compagno,
penso che chi ha scelto mazzetto numero 1, le sibille chiacchierine siano state positive. Mazzetto numero 2, dispiacere, ladro, bel vedere, donna maritata e casa. Mettiamo le sibille chiacchierine a favore di camera per i miei follower. Bene, vediamo. Dispiacere, ladro, quindi qui già si parte in salita. Avete scelto un esoterista molto bravo sicuramente, però purtroppo la vostra situazione era già un po' in salita e quindi voi vi state aspettando da lui un lavoro che funzioni, un lavoro che funzioni bene, e sul rush finale, sul finale vediamo che donna maritata e casa. In altre parole, siete entrati un po' furtivamente perché siete un pochettino in svantaggio per la vostra coppia, aspettate dei risultati e i risultati, vedete, donna maritata e casa, consolazione, sono positivi. Quindi diciamo che chi vi sta facendo il lavoro è partito da una situazione molto svantaggiosa, voi ci state sperando e lui alla fine vi porterà a casa il risultato. Quindi aspettate con calma il risultato di queste operazioni magiche, perché vedo che da metà del lavoro la situazione andrà in porto. Vedete, casa, consolazione e donna maritata, che vuol dire anche sicurezza del risultato in questo caso, perché chiediamo se il lavoro magico che noi faremo andrà a buon fine. E adesso vediamo il terzo mazzetto. Terzo mazzetto, sacerdote, dottore, fedeltà, gran signore e allegria. Qui la situazione è un pochettino più sicura, più stabile. Voi partite già nella situazione in cui dovete solamente mettere un po' a posto e curare la situazione. Il vostro esoterista è un tipo fedele, un tipo che sta lavorando bene ed è anche un gran signore, vedete? E alla fine è anche, come sacerdote, è una persona saggia, corretta, sa le cose, le tiene a mente, ha competenze. Vedete, il sacerdote sta a indicare una persona veramente, uno scienziato, qualcuno che sa le cose, e vedete, alla porta alla fine vi porterà il risultato in casa, fedeltà, gran signore e allegria. Quindi anche chi ha scelto il terzo mazzetto, sicuramente l'esoterista a cui vi siete rivolti è professionale, è una persona che sa le fatte sue, perché vedete, il dottore è una persona che cura e vi porterà il vostro lui su un piatto d'argento. Bravi che ha scelto l'esoterista nel mazzetto numero 3. Bene cari amici, anche per oggi il vostro Marietto ha finito, vi ricordo 1, 2, 3, scegliete pure. Comunque, detto questo, il vostro Marietto ha finito. Vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, dove lunedì sera teniamo un percorso esoterico. E ricordatevi che prossimamente il vostro Marietto, al mercoledì sera alle 20:30, molto probabilmente su Facebook, inizierà le famosissime live con voi. Vi aspetta numerosi ogni mercoledì sera. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.